Io ringrazio per questo invito molto gradito, ringrazio voi per essere qui, spero di non annoiarvi con questa storia che è il risultato di una mia curiosità e di un mio interesse che risale a parecchi anni fa, agli anni '80, perché a me interessano le storie delle famiglie, perché sono storia della società, storia del costume, le grandi famiglie, i rapporti politici che instaurano e che spiegano anche alcuni momenti della storia. Pensiamo alla più grande ai medici, per esempio, ma qui non mi sono occupata di medici, però in ogni caso le famiglie hanno un ruolo importante nello sviluppo della storia. Una di questi, Savognang, il mio interesse per i Savognang era iniziato con una mostra del 1984, un lavoro dell'84, e era continuato negli anni, e alla fine con questo volume volevo chiudere il problema. Quale problema? Che i Savognang non hanno bisogno di presentazione, sono una delle più importanti famiglie friulane, hanno fatto la storia del Friuli. Girolamo Savognang nel 1514 ferma l'esercito imperiale e salva Venezia, così è stata presentata sempre la sua figura. Sono patrizi veneti, dopo il Cinquecento trasferiscono la loro dimora a Venezia, lo splendido palazzo di Canareggio, eccetera. Però tutte quante le storie sulla famiglia, sui suoi rapporti politici, si fermano alla caduta di Venezia. Si fermano nel 1797, perché poi da quel momento la famiglia, ma non soltanto i Savognang, anche altre famiglie veneziane conoscono una crisi economica e basta, il tempo della gloria è finito. Però io volevo continuare, avevo trovato alcune storie, alcuni elementi, volevo vedere cosa succede dopo. Dopo la caduta di Venezia, dopo Venezia, queste persone che hanno visto anche spappolarsi il patrimonio, Napoleone, tutte quante le nuove leggi, le nuove tasse portate dopo Napoleone, vanno in rovina. E poi come reagiscono queste famiglie che hanno fatto la storia? I discendenti che cosa fanno? Come si adattano alla nuova realtà dell'Austria, della Regno d'Italia, della Repubblica Italiana poi? E allora cominciamo ad indagare. Partiamo da qui. Partiamo dal momento della caduta di Venezia. Anticipo subito che io ho seguito i vari personaggi, quelli dei vari rami della famiglia, ho cercato di seguirli con tante storie che mentre prima erano state compatte si dividono, vanno da tutte le parti, neanche quasi si conoscono molto bene, poi però alla fine tutto si ricongiunge come in un simbolo. Osoppo. Ecco qui, questa bellissima foto di Luca Laureati, che ha curato tutto quanto il servizio. Osoppo, nonostante tutto, quell'Osoppo che nel 1514 aveva resistito all'esercito imperiale, quell'Osoppo è un qualcosa di identificatorio che fa sì che tutti quanti questi rami sparsi dei Savognang si ritrovino in questo titolo che diventa anche un mito, e alla fine un personaggio cerchi di ricucire tutte quante le fila, di ritrovare la memoria, ritrovare l'unità, una memoria che appartiene alla storia, e consegnare questa memoria alla storia, in modo che siano gli storici, che siano gli studiosi a raccogliere questo patrimonio e a raccontare della famiglia, dei suoi interessi.
Quindi una dispersione e poi una riunione ideale degli ultimi Savognani, che si chiamano Savognani d'Osoppo, perché Osoppo è la loro identità. Allora, cominciamo dalla caduta di Venezia. A Venezia c'erano due rami, due linee dei Savognani, le due linee del Monte e d'Osoppo. Del Monte d'Osoppo e del Torre. Erano due linee che si erano divise a partire dal 400, però erano la stessa famiglia. C'era un ramo vinese che si estingue nel 700, però il ramo veneziano aveva il titolo di Patrizio Veneto. Arriviamo alla caduta di Venezia. E il ramo del Torre nel 1810 ha perso tutto. Aveva cercato disperatamente di salvare qualcosa, ma alla fine ha dovuto cedere tutto a chi? Cede ad un ramo naturale che era stato legittimato. E lì emerge un Savognano detto dei sali, perché aveva fatto le sue fortune con il commercio dei sali, è l'uomo nuovo che diventa l'uomo più ricco di Venezia, e lui, sì, che è stato legittimato, ma pur sempre viene da un ramo naturale, compra dal Savognano titolato, compra moltissimo. E lui è ricchissimo, ripeto, l'uomo più ricco di Venezia, e compra alcune tenute importanti, per esempio Aris, sappiamo tutti dov'è, Aris apparteneva ai Savognani dal 300, compra. Poi Zuino e Fornelli, l'attuale Tor Viscosa, che era un vanto per i Savognani, perché era una palude in origine che i Savognani avevano bonificato. Vorrei leggervi quello che scrive nel Settecento. Il Savognani, scusate, merita leggere che cosa avevano fatto i Savognani. Nel 1713 cosa scrive il Savognani che eredita questa palude e vuole trasformarla. È talmente bella questa nota che vale la pena leggerla, anche perché così conosciamo un po' di più di storia del Friuli. Tra le altre incombenze, dopo la morte di mio padre, 1713, mi parve di tutta premura il riconoscere gli stabili, e come io, nato a Venezia, volse così il mio destino, che questa, tal quale era quel tempo, signoria di Zuino e Fornelli, Zuino, poi Tor Viscosa, scegliessi per mia fatal delizia, come quella, credio, a cui si poteva sempre pervenire con il mezzo della barca. Qual fosse a quel tempo quel che si chiama l'antico nome di Casal di Zuino, qual è il titolo di villaggio Fornelli, ancora sei facile rilevarlo dalla verità. Era il primo una semplice torre inabitata, tutta vasta e scoperta, piantata in un abisso insuperabile di paludi, tramezzata dai boschi, bando e roncali che si avanzavano ambidue sino in vicinanza della stessa, resa sul nido di serpi e di volatili. Non v'era un'abitazione consistente in un tezzone di tutta paglia, un casotto di tutta paglia, ricovero di una sola famiglia che reggeva in qualità di semplice affitto alcuni campi in numero di 14, framischiati nel sito boschivo e paludivo che ho dimostrato. Tutto era una nera orridezza, non v'era strada per arrivarvi, se non il superar buon tratto di boschi, sempre fra l'acqua e gli abissi, prima di giungere ad uno stradone alle cui lati camminava una striscia di campi coltivati sino a quell'abitazione che si chiama Fornelli. Finalmente volle il mio destino che mi risolvesse all'impresa. Paion favole, la verità, il rammemorarsi come mi convenne farmi strada alla torre col mezzo di lunghissimi graticci, pali, sostenuti in aria sopra le profondità delle acque stagnanti. Sembrava vero scherzo di scena quel che fu evangelica verità. E lì i Savognani
trasformano la palude in che cosa? Una casa domenicale con scuderia, abitazioni ad uso degli agenti, canne, granari, foladori, un molino di 5 correnti con canali di pietra viva e 2 granari sovrapposti al medesimo, la chiesa con la relativa abitazione ad uso del parroco e cappellano, una siega, una fornace, casa ad uso di osteria e il numero di 41 case coloniche con archi a volte, stalli e fenili. Bene, tutto questo finisce in mano di Giulio dei Sali. E, ecco, proprio lui vuole essere veramente un savoiano e rileva tutto questo. Poi però lui non ha figli e i figli del fratello perderanno tutto, anche Ari sarà venduta a pezzi e anche Zuino poi sarà venduta fino ad arrivare, sappiamo, nel Novecento che cosa farà. Quindi questa era la famiglia e l'Antonio Savorgnan, che ha venduto a questo parente naturale, alla fine cede tutto ad un gioielliere, al figlio del gioielliere veneziano, Antonio Moro, e il quale sposa una nipote. D'altra parte aveva organizzato delle nozze favolose per tutte le nipoti, anche le figlie del fratello, dotti principesche, una sposa Urazzoni, una nipote del Papa. Tutto questo ha un prezzo che non si riesce a saldare. E così, questo ramo si esaurisce con la nipote, che è una donna, e che viene a vivere a Zugliano, nella villa di Zugliano, che adesso è Casa Ioba. Allora, quindi questo ramo non c'è più. L'altro ramo, il ramo del monte, è diviso in 2 parti. Una parte aveva fatto una mésalliance, un Savorgnan aveva sposato una donna che naturalmente, trattandosi di una mésalliance, si è presentata come una donna del popolo, quindi anche se era in realtà una gran brava persona, però era una donna del popolo, quindi aveva perso il titolo di Patrizio Veneto. Però questi continuano ad andare avanti e l'Austria riconosce i titoli, riconosce che erano dei Savoiani. Allora, occupiamoci di questi personaggi che fanno parte della famiglia e sono l'ultimo ramo della famiglia che continua a vivere a Venezia e che ha ancora dei beni in Friuli. L'ossessione è cercare di ricostruire il patrimonio. Il povero Girolamo, che si chiama come Girolamo il Grande, agli inizi dell'Ottocento vuol far causa al Savorgnan che ha venduto tutto, perché dice che semmai aspettavano a lui, ed è ossessionato dai feudi. Non riesce a capire la nuova realtà, è ossessionato dai feudi che ha perduto. Da questo patrimonio che poi, tra l'altro, i feudi sono ormai diventati con Laser soltanto un titolo. È stata una grandissima confusione perché molti, approfittando di questi momenti di crisi, hanno fatto passare per beni propri, alienabili, beni che erano feudali, perché i registri non erano a posto. E quindi perde tempo a fare cause. I suoi figli però cercano di prendere un'altra strada. Il primo figlio diventa medico. Ecco, una nuova realtà, un nuovo modo per andare avanti, diventa medico. Purtroppo nei moti 48-49 scoppia il colera e muore curando la gente. Nel 48-49 tutti quanti questi Savorgnan sono con Venezia per l'Italia, sono sempre anti-austriaci. La tradizione contro gli Asburgo, che aveva animato Girolamo, continua a vivere in loro.
Allora, un altro invece si laurea in giurisprudenza. Perché? Perché vuole aiutare il padre a mettere ordine nel suo patrimonio, a capire qualcosa dei feudi, e scrive anche un particolare, interessante volume sulla questione feudale, visto che l'Austria deve fare una riforma anche perché bisogna capire quello che è successo con vendite di feudi che non dovevano essere venduti. E sono due i fratelli che si occupano di questa situazione. Uno è Giovanni, che sta a Venezia, l'altro Giuseppe. Giuseppe è laureato in giurisprudenza, Giovanni si occupa dei beni veneziani, ma quello è interessante, le diverse strade che prendono i figli, tutti quanti questi figli, perché ormai siamo arrivati al 49. Non ci sono più beni in famiglia, ne sono perfettamente convinti. Il padre, il vecchio Girolamo, si era consumato sognando i feudi, loro hanno capito che i feudi non ci sono più, che bisogna adattarsi alla nuova realtà. E allora quale può essere un nuovo ruolo per i Savognani? Loro che sono stati sempre per l'Italia, ecco, un ruolo può essere andare via dal Friuli. Andare dove? In Piemonte, al servizio dei Savoia. E allora troviamo il primo, Ettore, che va dove? A Pinerolo. Pinerolo è un luogo famoso per la liquidazione. Da lì e comincia una carriera militare al servizio dei Savoia. Sposa una nobile del posto, piccola nobiltà sabauda, ma comunque sempre nobiltà, e lì a Pinerolo si insedia un nuovo ramo dei Savognani, lui e poi il figlio. Se andate a Pinerolo e nella zona di Pinerolo e del Cuneese trovate vie intitolate ai Savognani. Sono addirittura la presenza delle figure di questi Savognani è stata talmente legata poi alla storia del posto che se guardate le cronache locali, Savognani è nobiltà piemontese. Questo ramo diventa nobiltà piemontese. E nello stesso tempo è molto interessante vedere come ci sia tra questi che sono andati in Piemonte un legame con l'altra parte dell'Italia. Con chi? Pasquale Revoltella. Pasquale Revoltella, tutti sappiamo chi è, il personaggio di primo piano nella Trieste ottocentesca. Museo Revoltella, la sua casa che è diventata un museo. Bene, che cosa trovo? Ho cercato di capire il perché. Trovo che al Museo Revoltella si conserva uno splendido album di foto del Piemonte inviate da Ettore Savognani d'Osoppo, da Pinerolo, di foto del Piemonte per la nomina a barone di Revoltella. Siamo nel 1867, sono delle foto molto belle che ho voluto riprodurre tutte, chiedendo naturalmente tutti quanti pagando i diritti al Museo Revoltella, visto che in questi tempi bisogna stare molto attenti, bisogna sempre stare attenti a queste cose. Ed è interessante che cosa? Che ci sono le firme del Savognani e della moglie con gli stemmi che inviano questo ad una famiglia, da una famiglia redenta, una famiglia che redenta la redenzione dell'Italia, lo scrivono a Revoltella. Ma perché? Perché c'è questo legame con Revoltella? Tra questi Savognani e Pasquale Revoltella, sembra una cosa incredibile. Tra l'altro il fotografo che fa queste foto
67, quindi sono foto preziose, è un fotografo che poi sarà scelto dal Piemonte per mandare una raccolta di foto del Piemonte per il matrimonio di Umberto I e di Margherita. Quindi è una cosa di altissimo livello che qui vedrete riprodotto, il villaggio di Cavour, eccetera. E poi, tra l'altro, una storia dei Savognani fatta a metà Ottocento dal Vollo è dedicata a Revoltella come protettore dei Savognani. E guardando bene tra le carte si capisce che il Revoltella in qualche modo aveva aiutato i Savognani che avevano problemi economici, problemi con i feudi, visto che aveva fortissime aderenze con il governo di Vienna, conosceva molto bene il ministro di finanza, in qualche modo aveva cercato di aiutarli in qualche situazione difficile. E il figlio di questo Ettore che manda le foto a Revoltella, che ha rapporto con la Revoltella, Mario, è un grosso personaggio a Pinerolo. È un personaggio, fonda la Croce Verde, partecipa al Consiglio Comunale, è ancora adesso è ricordato, era anche il capo della loggia massonica di Pinerolo. E ancora adesso a Pinerolo ricordano il conte Savognano d'Osoppo. Era un uomo amante della musica e aveva sposato una nobile della piccola nobiltà sabauda in prime nozze. Dopo la sua morte, da lei aveva avuto un figlio maschio. Dopo la sua morte, dopo la morte della moglie, rimane per un periodo solo, poi scoppia la prima guerra mondiale e il figlio, l'unico maschio che aveva, l'unico figlio che aveva, muore dove? Qui in Friuli, perché è venuto qui per combattere, muore. E chi conosce, ecco, come da una parte all'altra dell'Italia, dal Piemonte torniamo al Friuli, chi conosce Lucilla Linussio, discendente della famiglia Linussio, è più giovane di lei, più giovane di lui, lei ha 20 anni meno di lei, una donna colta, raffinata, anche lei amante della musica, e dal matrimonio nascono tre figli, 2 femmine e un maschio. E un maschio, Volcherio, di cui vedremo la sua sorte alla fine, un personaggio ben noto come un eroe nella zona di Pinerolo. E Lucilla è una donna di grande cultura, di grande sensibilità. Lei racconta, vi leggo un pezzo di una lettera che scrive a Ciceri, qui in Friuli, in cui racconta come dopo la prima guerra mondiale ha trovato casa Linussio, dopo l'invasione. E qui ci sono anche delle belle foto di casa Linussio. Noi siamo usciti dalla fabbrica nel novembre del 17 per l'occupazione della zona da parte degli austriaci e vi abbiamo lasciato tutto e al ritorno ho ritrovato ben poco. I quadri furono asportati in blocco dal nemico, come la fabbrica di mio padre, e con quelli anche un'ampia planimetria del fabbricato domenicale delle sue adiacenze, che mio padre teneva appesa alla parete in un locale della sua fabbrica. Era bella quella planimetria, dettagliata e nitida come una miniatura. Raffigurava la casa, la chiesa, i porticati, i cortili, le case coloniche, gli orti, le braide nella disposizione simmetrica dell'epoca. Un cocchio stava imboccando il portico di mezzo e una vecchia attraversava la corte grande con in mano una matassa di seta azzurra.
quadri, suppelletti del Settecento veneziano, mobili massicci di fattura locale robusta e veneziana avevano preso il volo in tutte le direzioni. Qualcosa era rimasto nella cucina. Vedete quindi, già qui vedete il tipo di donna che era Lucilla, la sua sensibilità per il bello, per la tradizione. E è un matrimonio felice che però dura poco perché Mario muore lasciando questi bambini piccoli e anticipiamo subito, in modo da chiudere con questo ramo, che Volcherio si chiama il bambino piccolo, un nome che ricorda il Medioevo, che ricorda la grandezza, che ricorda le grandi storie. Volcherio, allo scoppio, dopo nel 43, ha 19-20 anni, sta finendo il liceo. E nel 1944 decide di unirsi alla resistenza del Cuneese, perché lo sente come un dovere, anche se la madre lo supplica di non andare perché si sente sola, decide che deve servire a questa patria. Ecco quindi uno spirito savoriano che continua sempre. E Volcherio è apprezzatissimo dai compagni, prende il nome di battaglia Chopin, che dice tutto. Chopin, i genitori che amavano la musica. Però in un combattimento lui doveva salvare un ponte, doveva stare su di un ponte, c'è stata una spia, Volcherio muore combattendo fino alla fine con quello che gli restava, la pistola, fino alla fine contro i tedeschi. E è una storia terribile perché il cadavere viene lasciato lì per 3 giorni, poi interviene il parroco per poter almeno riavere il cadavere del figlio, e Lucilla aveva sofferto tantissimo perché i tedeschi volevano imprigionare anche lei. Era intervenuto l'arcivescovo dicendo di lasciar stare questa donna, e a Volcherio viene intitolata una piazza, c'è il cippo di Volcherio. Volcherio viene poi insignito di medaglia d'argento, era stata proposta per una medaglia d'oro ma non era l'ufficiale, era troppo giovane. Ecco quindi l'ultimo eroe savoiano, sulla linea dei savoiani. Quindi questi sono quelli di Pinerolo. Andiamo avanti invece con la linea che resta che era in origine era tra Venezia e il Friuli. Qui troviamo una serie di figure estremamente interessanti. Uno che si chiama Girolamo, che è un nome che decide lavora nelle cancellerie dei tribunali, della pretura, va anche lui in Piemonte ed è contento così di questa vita tranquilla. Suo fratello Tristano, questa è una vita da romanzo, un romanzo che vale la pena raccontare. Poi invece un'altra figura che a me piace moltissimo è quella di Marcantonio che va in Egitto. Allora, poi ci sono 2 donne. Cominciamo da queste figure. Girolamo, lasciamolo lì, perché Girolamo è quello che penserà al casatto, anche se non ha figli, vedremo come. Tristano ha un nome classico dei Savoiani, Tristano, il grande Tristano, quando era caduto il patriarcato, che si era alleato con Venezia. E Tristano, anche lui, decide di andare nell'esercito, va a Torino. A Torino conosce, sposa una Favetti de Bos, famiglia della nobiltà, in famiglia le cui antenate avevano fatto anche erano state dame di corte a Torino, e
famiglia di un certo rilievo a Torino, che però si trova in difficoltà economiche, comunque una famiglia di... Alla fine si sposano, lei è giovanissima, le cronache la dicono che era bellissima, una splendida. Ora, una abituata in una città, vissuta in una città come Torino, viene portata a vivere a Savogliano del Torre. Che cosa può fare una di Torino a Savogliano del Torre? È un po' dura, può andare ogni tanto a Udine a comprarsi qualche vestito. Poi a Savogliano del Torre certi vecchi hanno lasciato il racconto, si ricordano ancora di questo conte che quando veniva lì con i capelli lunghi, che cosa faceva anche lui? Andava per le osterie del paese a giocare a carte, non era una vita molto divertente, aveva i capelli lunghi, era però molto bravo a dipingere. E io mi ricordo che nella villa di Savogliano, prima che venisse ristrutturata, ero entrata dentro, c'erano al piano terra dei disegni, dei ritratti di bambini che adesso pensandoci sicuramente erano suoi, erano i suoi figli, era la famiglia, che poi durante il restauro sono spariti. E sì, grande amore, sì, ma sì, era stato un grande amore, però dopo un po' tra uno che si frequenta una delle rare famiglie della zona, ma insomma, tra le osterie, vivere a Savogliano del Torre, insomma succede che la Silvia Favetti De Bos trova un amico, un avvocato di Vergnacco del paese vicino, addirittura con un parroco compiacente perché dice che li lasciava andare proprio, dovevano parlare di affari, quindi lui li lasciava lì. E qui si scatena una gelosia terribile, perché lui sospetta, non è certo. Ad un certo punto lei dice, lui vuole separarsi, non ha capito, ma intervengono degli avvocati di Milano che dicono che assolutamente, che bisogna trovare una conciliazione, che non sta bene, tutto a posto. Quindi consigliano lei anche di andare dai suoi per un po' a Torino, se non che invece che a Torino lei va a Gorizia. Tristano aveva avuto qualche sospetto, la segue di nascosto in stazione, vede che i bagagli hanno destinazione Gorizia, arriva a Gorizia, entra nell'albergo dove lei, ma io sono sola, in quel momento entra quell'altro, lui spara, la pallottola finisce nel corridoio, colpisce la moglie ad una mano, tutti sentono uno scandalo, processo, lui viene arrestato e processato. Altro piccolo particolare, la pistola aveva un colpo dentro, per cui quando un poliziotto un po' inesperto sta per porla, vola l'ultimo colpo che arriva vicino alla faccia del commissario, per fortuna non colpisce anche il commissario. È una storia che scatena i giornali dell'epoca. Siamo nel 1886. Al processo La Patria del Friuli racconta quello che succede giorno per giorno con un linguaggio da foglietton. Sembra un foglietton, ma è tutto reale. Tutti sono dalla parte del povero conte, di questo povero conte che poi che è distrutto. Gli hanno portato la bambina piccola, sta male, l'hanno messo al fate bene fratelli perché sta male, perché poverino. Al processo arrivano da Trieste tutta quanta la nobiltà dell'Isontino, tutti quanti in prima fila, devono puntellare l'ingresso del tribunale perché hanno paura che venga giù la sala che c'è sopra da tanta gente che c'è. Quindi è una cosa che fa scalpore, un grande foglietton alla fine.
Alla fine lui si giustifica dicendo che lui non voleva uccidere la moglie, ma che non era stato preso dall'ira e dalla gelosia. E la cosa più interessante è che due grossi medici famosi, molto famosi, intervengono in suo favore dicendo che sì, la gelosia può tenebrare il cervello e che quindi lui non era responsabile di quello che faceva, di questo attentato. Insomma, alla fine viene assolto tra gli applausi del pubblico, però poi bisogna riconciliare, bisogna arrivare ad una conciliazione, ci sono bambini di mezzo e alla fine, faticosamente, la coppia si riconcilia dopo questo scandalo che è finito sui giornali, ma in maniera parola per parola di quello che succedeva nel processo. E così poi loro vanno in Toscana, vanno a Firenze, hanno un altro figlio, ma anche questo figlio morirà nella prima guerra mondiale. Un altro Savognano, due Savognani, così sono morti, i figli maschi, morti dove? Nel luogo d'origine, in Friuli, dove sono venuti a combattere. E questa quindi è la storia di Tristano, il meno impegnato, con questi sogni di cavalleria, la sfida a duello non c'è più e quindi... Invece un altro personaggio, il fratello Marcantonio, ha una figura completamente diversa. Marcantonio ha studiato agricoltura, ha studiato a Milano e decide di prendere dapprima la strada dell'insegnamento. Scrive trattati per gli agricoltori, per migliorare l'agricoltura italiana, questo in un progetto che è quello dello stesso Ministero, e insegna in varie sedi. Diventa un esperto della peronospora della vite e anche lui va per un periodo a Pinerolo dove si era verificato il problema e poi ad un certo punto decide di lasciare l'Italia. Sposa una nobile milanese, della famiglia Fontana, decide di lasciare l'Italia per andare dove? In Egitto. In Egitto c'era stata una grande emigrazione italiana di ingegneri, pensiamo alla costruzione di Suez. E quindi lui va in Egitto e ho potuto ricostruire quello che aveva fatto perché era completamente ignorato, perché è stata l'Istituto di Cultura del Cairo ha ripubblicato un'opera di inizio Novecento che parlava degli italiani in Egitto, dove aveva trovato spazio Marcantonio Savognano per i lavori che aveva fatto sulle terre egiziane per insegnare come far fruttare meglio le terre. Ed da lì risulta che era persona molto stimata in luogo. E in Egitto ha fatto fortuna. Il figlio lavorava per una grossa compagnia egiziana. Quando scoppia la prima guerra mondiale, però il figlio, che si chiama anche lui Volcherio, vuole combattere per l'Italia, vuole venire in Italia a combattere. E anche questa è una storia terribile che il padre non vedrà perché muore prima, perché viene fatto prigioniero, combatte in Italia, viene fatto prigioniero in Ungheria, viene liberato nel 18, ma quando arriva a Trieste prende la spagnola e muore. Quindi sono morti tutti così. Marcantonio Savognani in Egitto poi si era occupato anche della Libia, perché una compagnia italiana
gli aveva affidato uno studio sulla Tripolitania per vedere come si poteva fare fruttare il territorio, e lui aveva trovato delle analogie, c'erano analogie con l'Egitto, e tra l'altro si era consultato anche con importanti tedeschi, studiosi delle piante che avevano studiato anche il corso del Nilo, l'Alto Nilo, cioè era entrato in un ambiente molto importante, completamente dimenticato in Italia. E lui pubblica questa sua relazione sulla Tripolitania, su come si può insegnare a far fruttare questo grande scatolone di sabbia, diceva Salvemini. E nello stesso tempo, proprio in quest'opera, scrive qualcosa di molto significativo. Perché? Perché in Parlamento c'erano state delle discussioni su dove dirigere i traffici dell'emigrazione. C'era stato uno scontro con l'Argentina. Perché? Era scoppiata un'economia di colera. I nostri emigranti venivano controllati prima della partenza dai nostri medici, siamo nel 14, e dai nostri medici, però gli argentini non accettavano l'autorità del medico italiano, diceva che le cose non erano fatte bene, mettevano in quarantena le navi. L'Italia lo prende come una violazione di regole internazionali e sospende le migrazioni verso l'Argentina, danneggiando in questo modo, proprio per danneggiare il governo argentino, che aveva bisogno di questa manodopera. Poi la cosa si ricompone e il blocco viene sospeso. Però in Parlamento qualcuno voleva dirigere verso la Libia tutte quante le migrazioni, e Marcantonio Savorgnan scrive che ognuno deve essere libero di migrare dove vuole. Non possiamo dimenticare quegli italiani che sono andati nelle Americhe, che hanno costruito una fortuna e che debbono essere protetti dalla loro patria, perché non possiamo disperdere questo patrimonio. Quindi è un personaggio di un certo rilievo che conclude questa storia. E anche qui siamo arrivati a 3 Savorgnan che muoiono in guerra, e poi, come vi avevo anticipato, Volcherio che morirà nella Seconda Guerra Mondiale. Ma c'è ancora un'altra storia per chiudere, la storia di una loro sorella, di una loro sorella, Barbara, che amava cantare, girava con la filodrammatica, e non ho capito come lascia l'Italia, ma la ritrovo anche lei in Egitto. Con chi? Col fratello di Malatesta, del fratello di un uomo vicino a Bakunin, e che però che è lì, attraverso gli atti del Ministero degli Interni e del Ministero degli Esteri, si è potuta ricostruire una storia interessantissima, perché il Malatesta fratello, dopo aver lasciato Napoli, erano originari di Napoli, si era portato in Egitto, faceva l'avvocato, anche se in Italia non si era laureato. Perché? Perché era entrato nelle simpatie degli inglesi. E quindi anche gli italiani in primo momento lo controllano, poi dicono no, in realtà lui ha lasciato il mondo di Bakunin. Però poi è bellissimo anche come funzionavano i servizi segreti, perché arriva la notizia che lui comunque voleva bene al fratello, voleva vederlo e deve andare a Londra per incontrarlo, e dicono in primo momento che verrà con tutta la famiglia, con la moglie, invece no, va da solo, e c'è una spia
che comunica, che si chiama Virgilio. Poi ho detto chi era questo Virgilio che firmava. E chi era Virgilio lo conosceva soltanto il ministro dell'interno, che era Giolitti, e il capo della polizia. Era un ex baculiano che fingeva di essere ancora tale, ma che in realtà faceva la spia, e dice che è partito da Londra, tutto a posto. Quindi abbiamo questi Savognani che non so come possono aver reagito in un primo momento a questa storia, a questo matrimonio, però poi alla fine ci sono due figli e anche che però resteranno sempre in Egitto. Quindi una storia estremamente variegata, però tutte quante queste storie che si sono impanate si riuniscono come? Girolamo, ho detto il primogenito, e adesso aspettiamo Girolamo che non aveva figli, che era andato a fare il cancelliere nel tribunale, che ad un certo punto dice: io non voglio che tutto quanto quello che ha fatto la mia famiglia, tutta quanta la storia vada distrutta, e adotta il nipote di una sua cugina, di una savogliana, il conte Bonatti di Mantova, che si chiamerà Bonatti Savogliano d'Osoppo, perché dice è bravo, è onesto, e lui saprà valorizzare la storia dei Savogliani. E Bonatti Savogliano d'Osoppo obbedisce alla lettera al padre adottivo, si preoccupa di ricostruire di raccogliere tutti quanti i documenti d'archivio, compra il castello d'Artegna, che era stato un castello di Savogliani, per ridare un'unità, scrive da tutte le parti, a tutti i parenti possibili, per conoscere tutte le storie, insieme amico di Enrico del Torso, con cui ricostruisce le genealogie della famiglia. E allora tutto quanto questo patrimonio di memorie, di cultura, deve essere affidato alla storia. A chi? Agli storici, in modo, per esempio, a Leicht, a cui gli dà dei documenti per fare la storia, perché in questo modo salviamo la memoria, salviamo anche la bellezza della storia, della vita, di tutta quanta la memoria. E allora Savogliani d'Osoppo, eccoli qui, Savogliani d'Osoppo, se possiamo ricostruire la storia, perché poi qualcuno ha cercato di riavvitare tutte quante queste tutte quante queste vite, tutte quante queste storie che erano andate per il mondo, ridando finalmente un senso. Grazie. Grazie di questa cavalcata. Se ci sono domande, questo è il momento. Certo. Se qualcuno ha qualcosa da chiedermi, mentre facevamo questa cavalcata, mi venivano in mente varie considerazioni legate anche a tutte altre riflessioni, diciamo che sono legate a considerazioni, a conversazioni che mi è capitato di fare recentemente in merito alla vita, alla morte, e qualcuno diceva l'anima, sopravviviamo, ci reincarniamo, che significato ha. E io invece dicevo la mia convinzione è che noi viviamo nei nostri discendenti, e in modo particolare quando ereditiamo delle storie particolarmente significative che ci danno da una parte l'amore, dall'altra parte un senso di responsabilità, per cui ci sentiamo particolarmente impegnati a realizzare delle azioni
che siano memorabili e che siano, diciamo, a livello e degne di chi ci ha preceduto. Ecco, mi sembra che questa sia una storia in cui tanti personaggi, se non tutti, hanno sentito questa responsabilità. Sì. Effettivamente, a parte il povero Tristano che l'ha interpretata nella maniera più da feuilleton, proprio da romanzo, da pendice, però c'è lì qualcuno ha sentito il peso della storia e di questa tradizione da mantenere, quindi al servizio di Venezia, al servizio di Savoia, al servizio dell'Italia. Domanda. Noi veniamo da Grado. Alle porte di Grado c'è una tenuta savognana. Sì. Una villa che adesso è mezzo abbandonata. Sì, Belvedere. Sì, Belvedere. Belvedere, sì. Belvedere era uno dei possessi savognani che è stato venduto proprio per il periodo lì, 1800, è stato venduto ai Colloredo. È stato venduto ai Colloredo, addirittura il povero Antonio Savogliani che lo vende non prende neanche tutti i soldi perché una parte doveva servire a pagare una parte di dote di una delle nipoti. Sì, era tutta quanta la zona della laguna, tutta quanta quella zona lì del Savogliani, tra cui Belvedere. È una bella zona, sì. Anche la villa è bella, un po' trasandata adesso. Infatti. Venduta poi nel 1801 al Colloredo, mi ricordo benissimo. Una delle prime volte che ho sentito parlare dei Savognani quando sono arrivato in Friuli è stata sul piano professionale, perché uno dei primi progetti, i progetti più importanti che ho fatti da giovanissimo, era quello di attuare il telecontrollo e il telecomando della bonifica della Bassa Friulana. E quindi parlando di bonifica della Bassa Friulana, prima di tutto vengono fuori i Savognani. Infatti, eccolo qui. Ecco. Com'era, e ho voluto leggere com'era proprio lì, che deve dare un patto per passaggi, per passare sopra, che fantastico. A proposito di vie, no? Lei ha citato qui Nerone, l'ha citato qua, per esempio a Roma c'è Piazza dei Savognani e Via dei Savognani, sono andati anche in altre parti? No, solo per un discorso storico che ci sono queste vie. Ma anche perché poi è un cognome, diventa un cognome diffuso, per esempio nella Bassa, Vicinico, cioè, tutti che si chiamano Savognani, sì. Ma era perché... Non c'entra con la famiglia. No, c'entra in questo senso, perché erano quelli di Savognani, perché lì erano tutti possessi savognani. Quindi quelli lì sono quelli dei Savognani, erano i contadini e li hanno chiamati, alla fine è venuto un cognome Savognani. Ma il Savognano paese è nato perché vi avevano allora, Savognano. loro si chiamano Savognani perché dobbiamo andare molto indietro, dobbiamo andare alla fine del 200. Quando c'era un certo Federico di Colmalisio, che veniva da Colmalisio vicino a Brazzacco, arriva a Udine, siamo nel 200, e fa molti acquisti, entra nelle grazie del patriarca e fa una grande fortuna con il patriarca. Nel 1265 i feudatari di Savorgnano del Torre si ribellano al patriarca e il patriarca, è una fellonia, il patriarca li priva del feudo, uno finisce anche imprigionato e a questo punto il patriarca vuole dare il feudo di Savorgnano del Torre, che è importantissimo perché controlla le rogge, a qualcuno di sua fiducia e lo dà ai figli di questo Federico di Colmalisio, che già si chiamava Federico di Udine, perché ormai era di Udine, e allora loro prendono il nome di Savorgnano, perché questi erano nomi che venivano dati sulla base del feudo, della proprietà che aveva. Della proprietà del terreno, insomma.
Non è una proprietà, il proprietario è il patriarca, però loro hanno il pieno diritto su tutto, però alla morte torna il patriarca che deve riconfermare l'investitura. Il patriarca o poi Venezia dopo il patriarca. Quindi fine 200, inizi 300, loro prendono l'appellativo di Savorniano, dal feudo di Savorniano. E Pietro Savorniano come entra con tutti questi? Di quale, Pietro l'esploratore. Pietro l'esploratore, quello è un altro, dunque, questa è la storia più complicata. Cioè, nel 1713 cessa la linea, di una parte di una linea savorniana che era rimasta a Udine. I Brazzacco dicono di essere gli agnati più prossimi di quelli lì. Venezia, al solito Venezia dice vabbè, contenti voi, possiamo anche accettare questo. Quindi loro possono prendere il nome, però Venezia, loro volevano avere anche una parte del feudo di Savorniano del Torre, quello Venezia non lo concede. Quindi sono i Brazzacco Cerneu che dopo il 1713, considerati eredi, aggiungono, ma lo aggiungeranno poi nell'Ottocento, nel Settecento non lo aggiungono, il nome di Savorniano. Chiaro? Sì, più o meno. E poi c'è un certo gossip su sto essere Savorniano da parte dei Brazzacchi. Sì, ma c'è anche un altro fatto che è un po' spinoso, che Franco Savorniano è stato, era il direttore dell'Istat, è uno di quelli che firma le leggi razziali. E loro dicevano di appartenere alla famiglia Savorniani, chiedono di essere iscritti. In realtà loro, il nome Savorniano da che cosa viene? Loro erano d'origine ebraica, erano degli ebrei convertiti e il padrino era stato un Savorniano. Ora a Venezia che cosa succedeva? Che potevi prendere il nome del padrino, ma non era un'adozione, non era niente, era un favore che ti faceva. Quindi l'ebreo convertito aveva preso il nome di Savorniano e quindi c'è questa storia spinosa, perché poi questo qui vabbè. Non stiamo a scendere in particolare. Una curiosità, quando si va a Osoppe e si sale sul colle, sì, c'è affacciata sul tagliamento la tomba di Savorniano di Monte. Sì. Ecco, c'è la tomba di Giulio e poi c'è la tomba dei tre morti, perché il Bonatti Savorniano d'Osoppo che cosa ha voluto fare? Riportare questi giovani Savorniani che erano morti per l'Italia, riportarli dove? A Osoppo. E qui c'è la tomba. E nel 1934, è tutta una cosa terribile, con tutte queste traslazioni, vengono portati lì, nel loro forte, nel loro luogo, e sono lassù. Quindi c'è la tomba del grande Giulio Savorniano, la tomba di Girolamo era nella chiesa che poi è stata, e qui, eccola qua, la tomba lì sulla fortezza, questi tre ragazzi che sono morti per la patria, che stiano lì, dove assieme ai loro antenati. Chi non lo conosce merita perché è molto suggestivo, non è che sia, perché c'è la vista sul tagliamento, c'è un arco per entrare, no? Poi ci sono le lapidi. Bene, allora grazie. No, grazie a voi. Bellissima Grazie a cavalcata. voi. Se volete sfogliarlo, Vi aspetto un prendere film. sì.